La calma regna sovrana dopo il weekend di tempesta che ha interessato il CIE di Gradisca di Sonzo. Un'altra giornata nera per una struttura che definirla inutile è il minimo sindacale previsto dal contratto giornalistico. Ora basta. Il sindaco di Gradisca, Franco Tommasini, tuona. Le ha talmente piene che è impossibile descriverle. Chi può nicchia, lasciando la patata bollente al comune in balia dei tempi. Gradisca è una città storica, costruita durante l'occupazione veneziana come fortezza militare, fiorita successivamente come città sotto l'impero d'Austria. Con l'Italia ha visto il suo benessere grazie al connubio storico con la presenza delle numerose caserme fino ai primi anni 90. Oggi l'aspetto culturale e turistico-storico dell'antica Emopoli è messo in secondo piano per la presenza del CIE, Centro Identificazione e Espulsione, il quale, peggio della peste e della malaria, ha portato sulla città la sua piaga di classico spreco inutile e dannoso per tutti. Il sindaco chiarisce la sua posizione, che rispecchia appieno la volontà popolare, cioè chiudere il CIE prima possibile, riqualificando quell'area demaniale in qualcosa di utile per la comunità. Il corpo estraneo imposto dal governo centrale senza mezzi termini è un ulteriore tassello che rafforza il sempre meno amore per le istituzioni da parte della gente, stufa di essere presa in giro. Si sa che dopo la pioggia torna il sereno, perché di decisioni democratiche nemmeno l'ombra, un lembo d'Italia ai confini del vecchio impero, che torna buono solo quando c'è da prendere e mai da dare, oddio, da dare un calcio in quel posto, quello sempre.